abbiamo voluto insieme a un gruppo della parrocchia organizzare il Natale nei quartieri, quindi ogni giorno nelle varie novene abbiamo scelto 8 quartieri, per ogni quartiere abbiamo dato una tematica solamente e poi abbiamo lasciato libera fantasia al quartiere stesso di organizzarsi per come potevano ed è stata molto riuscita, non ce l'aspettavamo neanche noi organizzatori come comunità parrocchiale e beh, questa sera è la serata conclusiva perché tutte le varie scene che hanno fatto in queste serate sono tutti qui e c'è pure la scena chiaramente conclusiva della Sacra Famiglia con l'arrivo appunto della Sacra Famiglia. Quindi una bella iniziativa, diciamo, per la comunità. Assolutamente sì, devo dire che è stata abbastanza appresa con tanto entusiasmo, amore, dedizione, servizio, tempo, i vari quartieri stanno ci sono passando anche, appunto. sì, i quartieri ci sono anche. Che cosa si sta rappresentando? La Sacra Famiglia, in questo momento è l'arrivo della Sacra Famiglia, Maria e Giuseppe che chiedono ospitalità nelle varie locande e che non trovano ospitalità appunto e quindi. E l'arrivo è previsto dove? L'arrivo alla capanna, poi arrivano alla capanna e ci sarà l'annuncio dei pastori, la nascita, poi sarà anche l'esibizione di una classe della scuola, poi ci sarà un momento di preghiera e poi la degustazione offerta dalle varie attività commerciali del paese, tutto offerto. Questa sera grazie veramente alla collaborazione di tante attività commerciali e devo dire un grande grazie a tutti perché questa manifestazione di quest'anno, il novena di Natale nei quartieri a Presepe Vivente, è stata realizzata grazie solo ed esclusivamente all'interesse del popolo di Raffadali. In maniera molto disinteressata ognuno ha dato il suo apporto e il suo approccio, proprio perché il popolo ha bisogno di questo, aveva bisogno di organizzarsi, aveva bisogno di riunirsi, di radunarsi e ha capito che anche da soli può fare tanto e questo è